Bene. Perfetto, allora direi che possiamo riprendere. Vi chiedo di scusarci per il ritardo, ma ci siamo allungati questa mattina perché è stata una discussione veramente densa e interessante. Chi non ha avuto modo di seguirla la può poi trovare online sulla pagina Facebook di Legambiente Veneto e sul sito della Nuova Ecologia, che è un altro nostro partner media di questo evento. Qui con noi c'è Paolo Cagnan, che è il condirettore dei quotidiani locali del gruppo GEDI, che poi ci darà una mano a condurre la parte di premiazioni che si svolgerà da qui in avanti, diciamo, con la presenza di amministratori. Ringraziamo quelli che hanno deciso oggi di venire in presenza dopo un anno, diciamo, di stop totale, a ricominciare anche a venire a raccogliere il riconoscimento, quindi vi ringraziamo di cuore per essere qui con noi, e di alcune esperienze, come sempre, che ci piace provare a individuare nella nostra regione e a cui dare un riconoscimento, perché riteniamo possano essere un simbolo di qualcosa di positivo fatto per l'ambiente, il territorio, l'economia circolare e i temi che ci stanno a cuore per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. Io passerei quindi la parola subito a Paolo Cagnan. Va bene, grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Io rappresento il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia e il Corriere delle Alpi, che sono i 4 giornali che condirigo e che hanno un rapporto di vicinanza, direi, politico-culturale alle tematiche di Legambiente da sempre. Approfitto di questa occasione per dirvi una cosa a cui noi crediamo particolarmente. Abbiamo deciso di impegnare le nostre testate in maniera importante sul cambiamento climatico. Ce ne siamo occupati sinora in maniera non omogenea. Avvieremo invece una serie di inchieste che riguardano tematismi come il mondo dell'agricoltura oppure le città resilienti, ma anche delle inchieste su base territoriale. Abbiamo la montagna, la pianura, il mare, abbiamo l'erosione delle coste, abbiamo il problema del dissesto idrogeologico, insomma abbiamo tanti temi. Cercheremo di declinarli perché riteniamo che serva anche una maggiore consapevolezza culturale prima ancora che tecnica, diciamo, e questo noi pensiamo che sia una missione in cui ci impegneremo a fondo il prossimo anno e speriamo che questa cosa aiuti anche questo nostro difficile mondo dell'informazione, che deve assolutamente riconquistare un ruolo che ha perso anche in base a degli errori che sono stati fatti nel passato. Cerchiamo di fare un'informazione attenta, precisa, equilibrata, ma soprattutto che vada al di là degli slogan e delle semplificazioni che ormai ci circondano come cittadini, intendo, dappertutto. Allora, dunque, bando alle ciance e premiazione. Allora, partiamo dall'alto, Treviso. Invito il rappresentante del Comune di Treviso. Treviso riceve, buon pomeriggio, prego. Treviso riceve una menzione speciale come primo comune capoluogo. L'88%, che è tanta roba, di raccolta differenziata e 86 kg per abitante di rifiuto a smaltimento. Ecco, è un'eccellenza Treviso regionale ma anche italiana. 2 parole perché abbiamo tante persone da premiare, però vorrei farle dire 2 cose perché ve le meritate oggettivamente. Prego. Beh, grazie a tutti. Ecco, scusi, si può anche presentare perché non tutti conoscono tutti. Grazie a tutti, sono l'assessore Manera, sono l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso. Beh, io parto in realtà da quello che è successo un mese e mezzo fa. Noi siamo stati premiati dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, al terzo posto per il comune, tra i comuni più sostenibili d'Europa, sotto i 100.000 abitanti. E per la prima volta, e questo è un onore, un comune italiano è arrivato a quel livello di premiazione. Questo è avvenuto anche grazie a un grande partner che noi abbiamo
nella raccolta differenziata, che è il bacino Priula e Contarina, bisogna riconoscerlo questo, ma soprattutto il grande sforzo dei cittadini. Quando noi parliamo di bacino, per noi è importante perché Treviso da sola isolata non farebbe nulla, lo sappiamo. Solo in ambito di bacino riusciamo ad avere questi risultati e siamo circa 550.000 abitanti, credo che fosse il volume, quindi il premio che è arrivato a noi come città in realtà andrebbe condiviso con il nostro territorio più vasto. Quindi quando sento di parlare di lavorare insieme, lavorare in squadra, ecco, questa è stata una cosa fatta nel nostro bacino e io ringrazio sempre anche l'altro bacino del Trevigiano, che è Sarno, perché come due grandi rivali si rincorrono e ottengono sempre il miglior risultato, perché esiste uno, esiste l'altro, devo sempre riconoscere questo. Quindi veramente ringrazio tutti, porto i saluti anche del sindaco che è anche presidente di ANCI Veneto, quindi anche in questa veste sarà sicuramente molto orgoglioso, non può essere qua per altri impegni istituzionali con ANCI e per il PNRR, e anche quello sarà grande tema, che è sempre tra le mie deleghe, per declinare anche a quello che riguarda i rifiuti, la differenziata, le discariche, ho sentito parlare di molti temi. Io però farei una sottolineatura, prima ho sentito alcuni passaggi del Presidente Contò, che qui ringrazio. Sì, vero, in Veneto siamo stati molto bravi, ma non dobbiamo essere penalizzati per quello. Quindi anche quando ci saranno le fonti di finanziamento per il PNR, va bene finanziare altre parti d'Italia che sono rimaste indietro, ma non possiamo neanche passare per sciocchi per averlo fatto senza il PNR. Lo dico da trevigiano, da veneto, da italiano, quindi attenzione a non premiare altri che non l'hanno fatto per pigrizia, perché noi l'abbiamo fatto mettendoci anche in campo i rischi di quello che è fare una differenziata così spinta con i nostri cittadini, e quindi riconosciamo anche quello che è stato il valore del nostro lavoro. Qui vedo tanti sindaci del mio territorio, quindi vedo tutte le teste annuire, credo che mi hanno capito cosa intendo. Quindi grazie a tutti, grazie a Legambiente veramente ancora per il premio e ci vediamo il prossimo anno. Grazie. 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 Premiamo Agugliaro. Allora, Agugliaro è il secondo comune in assoluto, prego, con 48 kg per abitante equivalente e l'87% di differenziata. Ha fatto bene a star lì perché io temo tantissimo quello scalino, lo guardo con sospetto. Prego, microfono e attestato, 2 parole. Grazie. Grazie, sono orgoglioso di essere qui a nome e per conto dei miei concittadini. Siamo un comune piccolo, 1400 abitanti e siamo arrivati a questo livello perché abbiamo e continuiamo a sollecitare i nostri concittadini a pratiche virtuose, cercando di far passare il messaggio che se si lavora bene già nella differenziata facciamo un favore a noi stessi, all'ambiente, alla comunità e in questo caso anche un po' di orgoglio penso faccia bene a tutti. Io ringrazio Legambiente. Ci dice il suo nome per favore? Massimo Borghettini, sindaco di Agugliaro. Grazie. E ringrazio ancora. È la volta di Miane. Eccoci qua, Miane, terzo classificato e primo della provincia di Treviso. 50 kg per abitante equivalente e l'89% di differenziata. Quindi c'è... Quanti sono? 2 abitanti che non la fanno sostanzialmente. Prego. Buongiorno, grazie mille. Beh, probabilmente sì, magari non sono 2, nel senso che il nostro è un territorio magari un po' difficile, siamo in collina e quindi un grazie va appunto ai miei concittadini che ce la mettono tutta, non è facile nemmeno per chi poi viene a raccogliere i rifiuti, per cui un grazie va anche alla Savano, insomma, che così nel nostro territorio si trova in strade strette, in posti un po' spersi, però nonostante questo in tanti anni insomma, siamo arrivati ad avere un porta a porta spinto in tutto il territorio. Io tra l'altro abito proprio in una delle zone sperse, per cui è stato un percorso importante, ma ci siamo arrivati, questo è un bel risultato, è un grande orgoglio per me essere qui oggi. Ringrazio Legambiente e buona giornata a tutti. Grazie.
Va bene, allora, adesso abbiamo 2 consigli. Il primo è il Consiglio di Bacino Priula. Eccoci. Allora, dunque, è il primo Consiglio di Bacino, 69 kg per abitante e il 90%, e qui siamo all'escalation, 90% di differenziata. E vabbè, ma noi lo sappiamo, continuiamo a premiarvi, va bene così. Sembra tipo la Juve, dopo insomma speriamo che non faccia la fine. Ecco, scusi la battuta, prego. Sì, qui ci sono molti sindaci, uno è andato via, il Comune di Treviso adesso, sono venuto io ma avrebbero dovuto venire loro perché hanno creduto a un modello che chi c'era stamattina lo poteva un po' immaginare agli eventi, però c'è sempre in streaming la registrazione, quindi li invito a qui. Grazie sindaci per averci creduto a noi di questo modello. Grazie. Il secondo Consiglio di Bacino è la Sinistra Piave. Che non so, forse è dovuto scappare, se c'è qualche comune della Sinistra Piave, anche il comune di Miane, che è il primo comune della Sinistra Piave classificato. Vale, fate incetta di attestati. La Sinistra Piave è secondo con 71 kg per abitante, l'87% di RD. È anche il bacino che produce meno rifiuti totali in assoluto. Sono 364 kg per abitante. Vabbè. Complimenti. Sì, grazie, vi ringrazio, insomma, a nome del Presidente. Credo prima c'era campagna, per cui io non mi permetto insomma di parlare, però ringrazio insomma anche i colleghi che vedo qui in sala del bacino e grazie a Legambiente per questo riconoscimento. Grazie mille. Questo è il tuo? Esatto. Bene, allora dunque un altro slot di premiazioni. Salgareda. Eccoci qua. Qui siamo secondi classificati per la fascia dei comuni tra i 5 e i 15.000 abitanti, 53 kg e il 92%. Prego. Grazie a Legambiente e dedico questo attestato a tutti i miei cittadini perché devono fare sempre il meglio, devono fare la differenziata, noi facciamo informazione al massimo e poi c'è sempre qualche maleducato che purtroppo getta ste immondizie per strada, sti rifiuti. Comunque sono molto orgogliosa per i miei cittadini. Grazie a Legambiente e grazie a tutti. Grazie mille. Grazie. Quindi gli assenti li salto? Sì, chiedo alla regia. Va bene. Allora, Abano Terme. Eccoci qua, il sindaco. Buon pomeriggio. Ecco, Abano è il comune più virtuoso tra quelli ad alta pressione turistica. 142 kg per abitante. Sindaco. Io ringrazio Legambiente, il condirettore, per l'invito. È il secondo anno che Abano si aggiudica questo premio. Una città turistica delle complessità un po' più elevate rispetto magari ai comuni più piccoli, sono diverse. Tenete presente che noi abbiamo un comune di 20.000 abitanti, ma è il 25esimo comune in Italia per numero di presenze, per fare ante Covid 2 milioni di presenze turistiche. Quindi è un lavoro che abbiamo portato avanti convinti, con convinzione e con fatica, e anche con la collaborazione della gestore che è la Cegas APS AMGA, cerchiamo di mantenere questa virtuosità. Siamo convinti che questo serva non solo per costruire una coscienza nuova di ambiente durante una transizione energetica che ci porterà a fare anche delle scelte abbastanza impegnative, ma anche per un comune turistico sia importante anche la reputazione che questo sforzo dà nei confronti di coloro che vengono a soggiornare, non a vivere nel nostro territorio. Quindi è un ulteriore elemento che per noi qualifica lo sforzo che stiamo facendo insieme a tutti i cittadini e alle imprese.
Grazie Sindaco. Grazie mille. Abbiamo Wally. Non c'è Wally. Abbiamo il Comune di Padova. Eccoci qua. Assessore, prego. Allora, dunque, qui abbiamo un tema importante assieme a Lega Ambiente e a Cegas APS AMGA, che ogni volta faccio fatica perché insomma inciampo. Allora, dunque, qui siamo sul porta a porta dell'Arcella, che è stata una scommessa importante e che lo è tuttora. Prego, Assessore. Ecco, perfetto. Grazie, sono qui al mio fianco con Massimo Buiatti di Acegas APS AMGA. Grazie a Lega Ambiente, innanzitutto di nuovo l'onore per ospitare questo Ecoforum. E vede anche una menzione, abbiamo superato il 60%, quindi un 7% in più rispetto allo scorso anno, e questo credo anche grazie all'impegno sul quartiere più popoloso della città e il porta a porta. Grazie a chi ci ha coadiuvati in questo momento di informazione con i cittadini. Grazie mille per questo riconoscimento. Grazie, volevo dire un grazie a tutti. Sicuramente questo è stato un progetto molto importante. Naturalmente abbiamo fatto un quartiere nuovo, Arcella Est, in cui naturalmente diciamo che siamo usciti abbastanza vincenti, perché c'è stato un lavoro fatto a 6 a 8 mani, no? Naturalmente noi insieme al Comune e insieme alla Lega Ambiente. Grazie ancora. Sì, grazie. È un lavoro importante e in cui anche la nostra associazione ha dato una mano importante per comunicare l'arrivo poi di questo passaggio critico, se vogliamo, in certi aspetti, e quindi necessario aiutare, insomma, e accompagnare i cittadini, perché poi ricordiamoci che oltre, diciamo, ai grandi ragionamenti che sono chiaramente necessari, poi è importante arrivare ai cittadini, alle persone, accompagnarle, aiutarle e far capire quindi anche l'importanza dei piccoli gesti che possono avere poi chiaramente un effetto, insomma, importante per la nostra comunità. Grazie. Benissimo, grazie a voi. E adesso le suore di San Francesco di Sales. Allora, c'è anche il pezzettino sotto perché premia. Cos'è il pezzettino sotto? Premia Melissa Morandini. Ah, sì, certo, ci arrivavo. Allora, prego. Dunque, perché le premiamo? Insomma, c'è stato un grande impegno nella riduzione dello spreco alimentare con un'attenzione al sociale. In collaborazione con la rete solida di ACLI Padova, le suore garantiscono ogni giorno la colazione a 100 persone fragili. E inoltre c'è la menzione Melissa Morandin per rete solida, con non c'è il referente Massimiliano Monterosso, mi dicono dalla regia, perché sta distribuendo 10.000 litri di brodo e 1.800 confezioni di caffè. Brave, complimenti. Ringraziamo di questo riconoscimento che avviene attraverso anche l'associazione ACLI. Noi dobbiamo dire grazie anche a tutti i volontari che ci aiutano in questa grande opera, appunto, che viene molto riconosciuta anche da tante persone, e quindi questa fama, diciamo, la dobbiamo anche ai poveri che beneficiano dell'importanza proprio di non sprecare, di poter riutilizzare questi beni a vantaggio di chi non ne ha. E quindi grazie di cuore a tutti. Grazie a voi. Vi ringrazio. Si sente? Non scappate. Io vi ringrazio a nome di ACLI, è un progetto che seguo, insomma, insieme a Massimiliano Monterosso, che, come diceva Paolo Cagnan, in questo momento sta distribuendo 10.000 litri di brodo e 1.800
scatole di caffè, donazioni che ci arrivano dalle aziende, dai produttori agricoli di tutta Italia, che ci aiutano a sostenere poi le associazioni del territorio che con il loro lavoro raggiungono poi, parlando di Padova, quasi 18.000 persone in stato di bisogno, quindi sono bei progetti e belle collaborazioni. Grazie, grazie a voi. Allora, diciamo, adesso abbiamo una mappatura dei sindaci e dei loro rappresentanti, o meglio dei rappresentanti dei comuni qui presenti, a cui daremo gli attestati. Siete tanti, ovviamente ce n'erano molti, noi premiamo chi è presente e io vado in ordine rigorosamente alfabetico. Allora, Agugliaro, prego. Un bis. No, ce l'ha già, ma li mettiamo tutti. Ah, volete fare il muccio, ho detto in italiano corrente, va bene. Allora, Miane, prego. Colle Umberto. Ma tipo dopo i più piccoli davanti? Scusa, Colle Umberto è anche il primo comune tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Quindi. Perfetto, complimenti. Salgareda? Torna. Prego. Io so dove volete portarmi, alla fine sono più qua che seduti lì, io vi ho capiti. Sernaglia della Battaglia. Prego. Zovencedo. Facciamo un applauso cumulativo alla fine, va bene? Sì. Castagnero. E ritira sempre lei? Sì. Maserata sul Piave. Castagnero, Maserata. Complimenti. Castagnero, sempre qui, e Maserata. Maserata. Tanto chiamiamo Pieve di Soligo. Maserata, Maserata e Pieve, adesso arriva. Roncade. Ah, tenga la fascia, sì. Roncade? Eccoci qua. Eravamo a H Farm proprio l'altro ieri. Zero Branco. Gaiarine. Spresiano. Voi ditelo che devo arretrare col podio perché vi vedo minacciosi, eh? Dove siamo rimasti? Spresiano, Vazzola. Monte Galdella, ritira Zovencedo, lei fa collezione, lo dica, cioè. San Pietro di Feletto. San Giovanni Larione. Campolongo Maggiore. Posso dire quanti posti stupendi abbiamo in Veneto?
perché io vedo le vostre fasce, vedo la vostra bravura, ma vedo anche i luoghi. Casier, che spettacolo. Sa perché? Perché ho appena finito di fare i calendari dei giornali del prossimo anno e c'è un'ansa di Casier vista col drone che è spettacolare. Lo dico perché mi è venuto in mente per quello. Longare, scusate, ogni tanto mi scappa un accento ancora. Sono solo 500 fischi a comuni. Quando li avrò imparati tutti sarò a posto. Sì, va bene. Ci siamo? Vedi che io mi devo spostare, sapevo che finiva così. Negrar. Negrar c'è? Va bene, allora intanto chiamo Villaverla. Perfetto. Chiamo anche Montebelluna. Allora direi che ci siamo, io mi sposto, vi chiedo di mettervi in ordine fotografico, io sarei in prima fila in quanto piccolotto, le signore davanti perché è giusto che sia così nella vita e nelle foto. Grazie a tutti, un applauso collettivo, fatevelo perché ve lo meritate. Grazie mille. Intanto io, Istrana, il comune di Istrana. Arriva. Arriva. Sì, glielo do, però ce l'avevo anche. Allora è arrivato il comune di Montebelluna, che è il primo comune sopra e unico comune rifiuti free sopra i 30.000 abitanti, quindi lo vorrei qua e gli diamo anche... Coprirò tutti, però va bene, sono bello grosso, per cui... Fai anche per me ovviamente per l'intera città di Montebelluna è un orgoglio essere qui e essere premiati, tra l'altro con tantissime realtà e tantissimi comuni. Voglio ringraziare Contarina perché è soprattutto grazie a loro se riusciamo a diffondere nella nostra città, nella cittadinanza, una particolare attenzione verso un argomento così importante per l'ambiente, per la nostra società. E cosa posso dire? Io sono vice sindaco e neo assessore all'ambiente da poco più di un mese perché prima mi occupavo di scuola e famiglia e quindi questo premio è da condividere con tutta la giunta precedente, attuale, col sindaco precedente e attuale, con l'assessore all'ambiente. Per cui grazie insomma Lega Ambiente. Noi ogni giorno cerchiamo di lavorare sulla prevenzione e soprattutto su una cultura ambientale importante. E insomma per me è un onore essere insieme a tutti questi amministratori, ecco, e il Veneto è in prima linea su questo tema. Sì, diamo anche la parola ad alcuni di voi. Aveva chiesto di fare un intervento il sindaco di Spresiano. Assessore all'ambiente di Spresiano, solo per dire questo, bravi i comuni e brava Lega Ambiente, però merita anche una menzione la stampa che segue le politiche di Lega Ambiente. E certamente, tanto più in questo momento in cui la stampa sta facendo un servizio pubblico per quanto riguarda l'emergenza che stiamo vivendo e come molti di voi avranno avuto modo di vedere, sui social i singoli giornalisti e le testate vengono sottoposti ad attacchi violenti, volgari ed aggressivi. Sappiate che siamo con voi, le persone civili e solidali vi ringraziano per quello che fate. Le dico grazie perché noi siamo abituati a prendere solo insulti, quindi quando arriva qualcosa di positivo è importante. Approfitto, non l'avrei mai detto, visto che lei mi dà lo spunto, per dire che
Dalla prossima settimana noi abbiamo 4 giornali e noi avvieremo un progetto io l'ho chiamato Tolleranza Zero, sulla tribuna di Treviso, l'abbiamo scelta per N motivi, e cercheremo di ripartire da zero facendo pulizia lessicale ma anche culturale là dentro, per consentire a tutte le persone che ce lo chiedono di confrontarsi con la testata di loro riferimento, fosse anche il Gazzettino o qualunque essa sia, in termini civili e pacati, cercando di far piazza pulita, perché siamo a un livello di esasperazione, credo tutti, che ormai riteniamo si debba fare qualcosa. Quindi diciamo così, a casa nostra, anche se è casa del signor Zuckerberg, ma le chiavi sono nostre, si entra, la porta è aperta, ma non si buttano le sigarette per terra né si fa pipì come dire, negli angoli. Ok? Grazie. Chiamo anche i rappresentanti del comune di Ponte delle Alpi, che deve essere saltata la registrazione, quindi prego venga, e ora le consegniamo l'attestato. C'è un attimo di pazienza e guardi, stiamo cercando, tanto si mette dietro, facciamo tutti una bellissima foto, perché realmente siete i campioni a livello nazionale. Quest'anno il paletto, l'asticella si è realmente alzata, quindi siete veramente i migliori. Grazie mille. E facciamo una... Scusa, sì, vai. Veramente questa ci auguriamo che sia un buon auspicio anche per i vostri colleghi e tutti gli altri territori, perché grazie a voi per il lavoro che ci fate nei territori. Sì, va, alza avanti. No, te lo mando in Excel giusto. Allora, sì. Vi ringrazio, ringrazio i comuni per essere qua, e li invito a rimanere presenti se possono, che ci sarà una sessione importantissima sui metodi di raccolta e sulla tariffazione del servizio. Lasciamoci 5 minuti per disporre la sala per il convegno.
Ok, ricominciamo. Chi resta in sala se può avanzare e chi deve scappare se può lasciare la sala. Ora ci vediamo giù. Allora, bene, riprendiamo e proviamo ad andare veloci verso questa sessione di approfondimento molto interessante, per cui ringraziamo ARPAV e l'Osservatorio Rifiuti, perché andiamo ad affrontare un tema importante che è quello degli strumenti di commisurazione per il prelievo e la raccolta dei rifiuti urbani, con un progetto Rethink Waste, un progetto molto interessante che è un progetto europeo di cui ARPAV è protagonista come partner e che è sviluppato in Veneto, a Bassano, ma poi andremo a vedere nel dettaglio, e in altri territori anche fuori dai confini regionali e nazionali, per provare a ragionare su appunto i metodi di gestione del servizio, andare a vederne la qualità e l'efficacia, andare a ragionare sugli strumenti appunto di commisurazione del prelievo, per arrivare a proporre dei metodi che possano essere sempre più possibilmente all'avanguardia. Lo andiamo a fare appunto nel dettaglio andando a vedere la presentazione generale del progetto Rethink Waste e dei progetti, delle esperienze di queste aree pilota che stanno iniziando a sviluppare, e passo la parola per questo a Stefania Tesser, che ci racconterà l'esperienza di progetto. Allora, molto velocemente, io poi lascerò la parola ai colleghi, insomma, che hanno delle presentazioni specifiche sul tema. Sono felice appunto di presentare questo progetto a cui ARPAV ha aderito come partner, perché abbiamo già sentito stamattina che molto si è parlato rispetto alla tariffazione puntuale in termini di strumento eccellente per raggiungere determinati obiettivi di raccolta differenziata. E accanto alla tariffa puntuale abbiamo parlato di un concetto che è ancora più fondamentale, che è la responsabilizzazione del cittadino nelle raccolte. Appunto per questo progetto coniuga l'esperienza PAIT, per cui Pay as you throw, con l'esperienza KITE, Know as you throw, e appunto crea una sinergia tra questi concetti di commisurazione del prelievo sulla base dei rifiuti prodotti, ma anche di sensibilizzazione della cittadinanza. Invito i presenti, chi non l'avesse già fatto, a iscriversi, perché essendo un progetto europeo abbiamo delle necessità di rendicontazione specifiche, per cui vi chiedo cortesemente di firmare prima dell'uscita, e lascio la parola ai colleghi che presenteranno il progetto nelle linee generali, le esperienze dei 4 casi pilota che ci aiuteranno a capire bene come implementare questi concetti, e al ruolo di ARPAV in questo specifico progetto. Grazie. Eccoci, buongiorno a tutti, sono Mantuano Enrico, faccio parte dell'ufficio Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti di ARPAV con sede a Treviso, e oggi vi parlerò appunto del progetto Rethink Waste, un progetto innovativo e cofinanziato dal progetto LIFE dell'Unione Europea, che propone di offrire agli amministratori locali un modello innovativo di gestione del rifiuto urbano, andando a, appunto, come anticipato anche da Stefania, mettere in relazione un'attività di sensibilizzazione e l'applicazione di una tariffa puntuale. I partner, allora il progetto europeo vede più partner dislocati in Spagna, Belgio, Danimarca e in Italia. Dopo il capofile coordinatore ETRA troviamo ARPAV coinvolto nell'attività di promozione, informazione e formazione
Il progetto è iniziato nel luglio del 2019 e si concluderà ufficialmente nel giugno del 2022, ma ovviamente data la situazione pandemia verrà poi prorogato di qualche mese per finire poi nel gennaio 2023. Il budget a disposizione è di circa 3 milioni di euro, di cui 1,5 milioni finanziato dall'Unione Europea. Il progetto ha 2 pilastri fondamentali che sono appunto l'applicazione del PAIT, Pay as you throw, cioè paga per quello che butti, e KITE, Know as you throw, cioè conosci quello che butti. Introduco adesso un video esplicativo. Per promuovere il passaggio verso il modello più sostenibile dell'economia circolare, nel 2018 l'Unione Europea ha modificato la legislazione sui rifiuti urbani. Rafforzando la cosiddetta gerarchia dei rifiuti, sono stati stabiliti nuovi ambiziosi obiettivi su riciclo, rifiuti di imballaggio e discariche. Fra le altre cose, ogni Stato membro dovrà riciclare almeno il 65% di tutti i rifiuti urbani entro il 2035 e il 70% dei rifiuti da imballaggio entro il 2030. Inoltre, la quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica dovrà essere ridotta drasticamente, massimo il 10% del totale entro il 2030. In effetti, dobbiamo fare tutti un grande sforzo. Infatti, secondo i dati Eurostat 2019, il tasso medio di riciclo nell'Unione Europea è ancora inferiore al 50%, con differenze notevoli fra i diversi paesi. Per quanto riguarda le discariche, invece, solo 10 paesi vi smaltiscono meno del 10% dei loro rifiuti urbani. La media europea è ancora quasi del 25%. Per raggiungere i nuovi obiettivi è fondamentale aumentare sensibilmente i risultati ambientali della raccolta differenziata. 2 fattori chiave sono la consapevolezza e la motivazione dei cittadini. Del resto è chiaro che se l'utente non collabora responsabilmente, la raccolta differenziata non funziona. Le autorità locali possono ridefinire i sistemi di gestione dei rifiuti proprio per stimolare il cambiamento del comportamento dei cittadini. In particolare, possono motivarli ad assumersi la responsabilità del proprio impatto ambientale e cointeressarli ai risultati mediante attività di informazione e sensibilizzazione e introducendo sistemi tariffari dinamici. I sistemi tariffari dinamici basati sul principio PAIT, paga per quello che butti, cioè la tariffazione puntuale, sono un potente strumento di cambiamento. Per questo motivo sono raccomandati dall'Unione Europea. In questi sistemi, in pratica, una parte dell'ammontare della tariffa viene correlata alla quantità e alla qualità di rifiuti effettivamente prodotti da ciascuna utenza. In questo modo, chi conferisce più rifiuti, in particolare quelli indifferenziati, e usufruisce di più servizi, paga di più, mentre il cittadino virtuoso viene premiato. I regimi PAIT sono utilizzati da decenni. Diversi studi hanno dimostrato che rispetto alle tariffe forfettarie contribuiscono a migliorare notevolmente i risultati della raccolta differenziata e a ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto di quelli indifferenziati. Inoltre, l'equità del prelievo aumenta. Generalmente decisa a livello locale, la tariffazione puntuale è piuttosto diffusa nei Paesi Bassi, in Belgio, in Germania e sempre di più in Francia e in Italia. La leva economica, però, potrebbe non essere sufficiente a stimolare tutti i cittadini. Per questo motivo cresce l'interesse verso approcci basati sulla teoria dei cosiddetti nudge, che in inglese significa pungolo, stimolo. I cittadini scelgono comportamenti più responsabili grazie a sostegni positivi, suggerimenti o aiuti indiretti. Proprio su questa idea della spinta gentile si basa l'innovativo approccio KITE, Know as you throw, cioè conosci quello che butti. Questo concetto è stato sviluppato nell'ambito del progetto Horizon 2020 Waste for Think. Dal punto di vista pratico, l'approccio KITE prevede azioni continuative di comunicazione personalizzata agli utenti mediante app, messaggistica e gamification, nonché
nonché incontri con addetti al servizio e anche incentivi di carattere economico o sociale, che stimolano e coinvolgono l'utente per aumentarne la consapevolezza e tenere alta la sua attenzione sulla raccolta differenziata. Il progetto Rethink Waste è cofinanziato dal programma LIFE dell'Unione Europea. L'obiettivo principale è di mettere a punto e fornire alle autorità locali un modello innovativo di gestione dei rifiuti urbani che combini strumenti di sensibilizzazione e tariffe dinamiche. L'integrazione degli approcci PITE e KITE viene sperimentata in 7 aree pilota. In Italia a Bassano del Grappa, a Bitetto e a Varese. In Spagna a Sant Just Desvern, Santa Eulalia d'Arrunciana, Cardedeu e del Brull in Catalogna. Se vuoi saperne di più, segui il progetto sui nostri canali ufficiali. Molto bene. Allora, ricapitoliamo ancora una volta i 2 principi fondamentali, ovvero quello del PITE, acronimo inglese, che vuol dire paga per quello che butti, ovvero l'applicazione di una tariffazione dinamica, puntuale e più equa. Invece il KITE, l'approccio più che vuol dire know as you throw, cioè conosci quello che butti, ovvero il processo di informazione, formazione, comunicazione sugli aspetti del riciclo e della raccolta indifferenziata. A che punto siamo? Allora, dopo una prima fase di raccolta dei dati su pregresse esperienze, stiamo adesso raccogliendo i dati di 4 aree pilota, 3 delle 7 che abbiamo visto prima sono partite in corsa e stiamo facendo un'attività di promozione, come l'evento di oggi, di questa nuova visione sull'approccio della raccolta differenziata. La successiva fase sarà l'analisi dei dati basata sui metodi classici dell'LCA e dell'LCC, per poi nella fase finale riuscire a sviluppare e condividere un metodo di applicazione di questi 2 principi con obiettivi i decisori politici, le associazioni ambientalistiche e i cittadini stessi. Per concludere, gli obiettivi generali sono appunto quelli di attuare i sistemi KITE e PITE in 7 aree pilota che le stiamo già monitorando. Su queste aree vogliamo aggiornare i regolamenti comunali per rendere attuativa questa nuova visione di gestione dei rifiuti, l'analisi di sostenibilità ambientale da una parte ed economica dall'altra dell'approccio e riuscire a fornire supporto a circa 230 comuni dell'Unione Europea in caso di dubbi e perplessità. I risultati attesi, allora vorremmo entro il 2022 riuscire a implementare in 67 comuni questa nuova metodologia del PITE e KITE e contestualmente cercare di ridurre del 30% la produzione di rifiuto indifferenziato e quindi una riduzione del 20% della tariffa corrispondente. Ci piacerebbe raggiungere circa il 500.000 di cittadini coinvolti, realizzare 3 linee guida per metterle poi a disposizione dei diversi comuni o comunque delle nazioni coinvolte e iniziare una formazione dedicata almeno in 50 comuni del Veneto. Le aree pilota che verranno presentate fra poco, le ripetiamo, sono il comune di Bassano del Grappa, di Bitetto, di Varese e in Spagna di Sant Just Desvern. Ringrazio e lascio la parola al collega. Buongiorno a tutti, benvenuti anche da parte mia. Sono Lucio Bergamini e come il collega lavoro all'unità Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti di ARPA Veneto. In pochi minuti cercherò di presentarvi una delle azioni principali del progetto, che è appunto l'attivazione delle azioni pilota in cui implementare il concetto di PITE e di KITE. Come già ripetuto, appunto,
Di fatto sono 7 le aree in cui sono state implementate le azioni pilota, 4 sono partite già da diversi mesi, le ultime 3 catalane si sono aggiunte in tempi abbastanza recenti. Cominciamo, eccolo qua, dal primo caso studio, dal primo caso pilota che si sta svolgendo a Bassano, dove opera ETRA, il lead partner del progetto. ETRA è una multi-utility che si occupa del ciclo integrato dell'acqua, della raccolta dei rifiuti ed energie rinnovabili, e per 70 comuni che sono compresi fra le province di Padova e di Vicenza. A Bassano è stata avviata l'azione pilota. Bassano è un paese, una cittadina di 40.000 abitanti circa. Dal punto di vista della morfologia urbana, ecco, è costituita oltre il 40% da abitazioni singole, un altro 40% da piccoli fabbricati, diciamo, residenziali. E poi c'è la parte del centro dove ci sono grandi condomini, con una presenza turistica piuttosto significativa di 160.000 presenze turistiche all'anno. Bassano raggiunge quasi l'80% di raccolta differenziata, ha un rifiuto pro capite residuo di poco meno di 110 kg all'anno. È partito con una tariffazione puntuale a partire dal 2017 e in una zona specifica della città ha deciso di avviare allora la sperimentazione KITE. In che cosa consiste tale sperimentazione? Scusate che mi sono perso. Ok. In che cosa consiste questa sperimentazione? Innanzitutto vengono coinvolti dei cittadini attraverso tutto un sistema di messaggistica con messaggi personalizzati che danno informazioni sulla raccolta, vengono proposti dei quiz con delle domande a cui poi i cittadini rispondono e è partito, a partire dalla seconda metà dell'anno, anche un sistema di messaggi personalizzati che invitano, per esempio, il cittadino, l'utenza, a effettuare magari dei controlli sul proprio tipo di rifiuti, a fornire dei dati di confronto magari con l'anno precedente. Ecco, questo consente di, coinvolgere maggiormente gli utenti in questo tipo di attività. I risultati raggiunti a Bassano sono di 245 utenze che si sono registrati. Vi è poi un meccanismo premiale per cui ci sono anche in palio dei buoni spesa da 100 euro da utilizzare presso i negozi convenzionati. Oltre l'80% delle persone risponde entro 24 ore dal messaggio che riceve e rispondendo anche, diciamo, in maniera per la maggior parte corretta, quindi oltre quasi il 76% delle risposte sono effettivamente corrette. Non sono state apprezzate al momento una significativa diminuzione dei conferimenti. Fate conto però che manca tutta la parte, diciamo gli ultimi 6 mesi dell'anno, in cui sono stati inviati dei messaggi personalizzati. Quindi aspettiamo la conclusione di questa fase per apprezzare eventuali effetti più significativi. Facciamo un salto a Varese, adesso andiamo in Lombardia. In termini di abitanti siamo il doppio rispetto a quelli di Bassano, quindi sono 80.000 abitanti. Varese è anche, fra l'altro, capoluogo di provincia. Dal punto di vista della morfologia urbana vi sono nel centro storico ovviamente sono palazzi e condomini, mentre nelle aree limitrofe c'è una prevalenza di case singole. Come è stato implementato? Ok, altri dati su Varese.
Dunque non è stata ancora implementata un sistema di tariffazione puntuale, hanno comunque raggiunto una raccolta differenziata del 70% con un poco più di 150 kg all'anno di rifiuto residuo prodotto. Varese ha deciso comunque di avviare la sperimentazione del kite, anche qui coinvolgendo i cittadini, innanzitutto utilizzando i social media, quindi proponendo alle utenze che hanno aderito all'iniziativa tutta una serie di quiz a cui appunto si viene invitati a rispondere. Viene anche chiesto di fare delle azioni concrete, per esempio appunto andare a contare quanti sacchi periodicamente, settimanalmente vengono posizionati fuori dal proprio condominio, e è stata istituita la figura dell'eco coach per appunto fornire informazioni, per fare delle verifiche. Ecco, a Varese quindi sono stati coinvolti 364 utenti che si sono registrati nel sistema. Anche qui c'è un meccanismo premiale con dei buoni spesa sempre da utilizzare presso dei negozi convenzionati. E oltre il 78% delle persone risponde entro le 24 ore dalla ricezione del messaggio, e il 60% delle risposte in questo caso risulta corretto. Presso l'esperienza di Varese è stato possibile poi apprezzare anche una diminuzione dei conferimenti piuttosto significativo dell'ordine del 35%, che è un risultato decisamente notevole. Ecco. Ci spostiamo verso sud e andiamo a Bitetto. Siamo in provincia di Bari, in Puglia. Allora, Bitetto è una piccola cittadina, sono poco più di 11.000 abitanti ed è caratterizzata da un'elevata densità abitativa, tanto che è stato tutto sommato semplice avviare un sistema di raccolta porta a porta che esiste già dal 2016. Hanno un tasso di raccolta differenziata particolarmente elevato, prossimo all'80%, con una produzione di rifiuto residuo molto bassa, poco meno di 80 kg per abitante per anno. Dal 2020 il Comune ha deciso di avviare le attività per il passaggio alla tariffazione puntuale e hanno colto l'occasione allora per introdurre anche il tema del gate. Anche in questo caso è stato utilizzato appunto un sistema premiale, comunque di coinvolgimento attraverso i social dei cittadini. È un sistema a punti punti che vengono acquisiti sia mantenendo una presenza attiva sui social, quindi sostanzialmente rispondendo ai quiz che arrivano via WhatsApp, e sia appunto attraverso il comportamento quando si va a conferire il rifiuto. In base alle tipologie di rifiuto conferito vengono dati dei punteggi. Nel caso di carta, vetro e plastica il punteggio è sempre positivo, a meno che non ci siano un eccesso di conferimento che viene invece penalizzato. Per quanto invece riguarda l'organico, vengono penalizzati sia i conferimenti troppo frequenti, questo per in qualche maniera scoraggiare lo spreco alimentare, sia nel caso, in questo caso solo i conferimenti troppo frequenti. Mentre nel caso dell'indifferenziato vengono penalizzati sia i conferimenti troppo bassi, anche qui per evitare delle forme non corrette di smaltimento, sia per evitare conferimenti eccessivi. Ecco, tutto questo appunto consente di accumulare dei punti che vengono, anche qui c'è un riconoscimento economico. Ci spostiamo in Spagna e andiamo a qualche chilometro da Barcellona, a Sant Just Desvern, che è appunto un paese che si trova nella periferia di Barcellona. Ha poco meno di 20.000 abitanti
dal punto di vista della morfologia urbana, abbiamo circa un 50% di case unifamiliari nella zona periferica, nella zona centrale ci sono invece edifici residenziali, quindi condomini, con un'area industriale inserita nella periferia del paese. Saint-Just ha una raccolta differenziata del 58%, una produzione di rifiuto residuo di circa 200 kg, non è prevista una tariffazione sui rifiuti, però in occasione di un cambiamento nel sistema, diciamo, della raccolta, il Comune ha deciso di comunque avviare le attività relative al kite. Ecco, fate conto che per quanto riguarda il sistema di raccolta, per le piccole utenze e le piccole attività commerciali ci sono dei contenitori stradali per raccogliere l'organico, la carta, il cartone, la plastica, l'indifferenziato, mentre nel caso di grandi utenze vi è una raccolta spinta porta a porta con orari e un servizio dedicato. Saint-Just ha deciso di passare ad un sistema di conferimento controllato con tessera, quindi per conferire il rifiuto organico e il rifiuto indifferenziato sarà necessaria una tessera, e ha deciso di avviare la sperimentazione kite proprio in occasione di questo passaggio, comunicando con gli utenti attraverso dei WhatsApp. Anche qui è stata istituita la figura dell'eco coach per fornire suggerimenti, per dare indicazioni, e ovviamente il sistema di conferimento con la tessera permette di monitorare in maniera molto precisa e puntuale quelle che sono le azioni e le abitudini dei cittadini. Ecco. Questo è un breve, diciamo, riassunto delle quattro cittadine che sono state coinvolte. Ecco, tenete conto ovviamente che il progetto è partito, o meglio l'attività, compresa questa, è partita durante il Covid, perché ci sono stati anche notevoli rallentamenti che hanno complicato non poco le cose. Ecco, io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, torno io un po' a spiegare quelle che saranno le implicazioni di questo progetto per il nostro territorio, cioè cosa accadrà in Veneto con l'applicazione di questo progetto. Allora, ci saranno delle opportunità che fanno parte di questo Vouchering Action Plan a livello locale, per cui ARPAV sarà promotore di queste azioni in Veneto. L'obiettivo in tutte che dovrà essere portato avanti da 3 soggetti, per cui ARPAV più il Consiglio d'ambito della zona di Ancona più ACR+, sarà quello di raggiungere con una formazione mirata 130 comuni a livello nazionale. Di questi 130 comuni ARPAV ha incarico di raggiungerne 50. La nostra azione si svilupperà tramite degli strumenti che verranno appunto messi a disposizione dal progetto e partirà da un'analisi dei fabbisogni regionali, cioè questo campione di comuni che verrà raggiunto sarà scelto in base a specifiche richieste dei comuni, ma anche da un'analisi del territorio che andrà a vedere dove il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale o a sistemi di kite dovranno avere un supporto da parte dell'agenzia e da parte del contesto regionale, per cui si farà un'analisi dei territori meno sprovvisti, insomma, o che negli anni passati sono stati meno propensi al passaggio per i motivi più diversi, e si andrà a proporre a questi territori una formazione mirata a servizio dei comuni. Un'analisi appunto del territorio regionale mostra appunto come ci siano dei territori che in termini di applicazione di sistemi puntuali sono molto indietro, e quindi queste saranno le aree che preferibilmente saranno scelte per fornire il nostro supporto. Partiremo dalle esperienze che ha descritto Lucio, per cui da quello che comunque è stato fatto nelle aree pilota, che ci serviranno appunto per calibrare la formazione, e gli strumenti a disposizione comporranno un toolkit che prevede diversi moduli. Il primo sono le valutazioni dei requisiti tecnici e tecnologici per l'implementazione di sistemi pay as you throw.
misure specifiche di sensibilizzazione, strumenti a supporto della gestione del tema privacy, l'implementazione del GPP, per cui acquisti verdi, Green Public Procurement a vantaggio delle amministrazioni sempre verso la tariffazione puntuale, e la gestione dei criteri normativi da inserire nei regolamenti comunali. Ci sarà uno strumento appunto che viene messo a disposizione per permettere di valutare una sostenibilità economica di questo passaggio ai sistemi PAIT o KATE, e ci sarà un esperto che insomma abbiamo già selezionato, che metterà a disposizione dei comuni 40 giornate di formazione, di cui 12 appunto dedicate all'affiancamento diretto a questi comuni per supportare il passaggio. La formazione sarà disponibile da gennaio 2022, insomma i tempi tecnici di selezionare gli ambiti e convocare i comuni, e le fasi programmate sono appunto quelle dell'aggiornamento dello stato dell'arte, il kick-off iniziale lo stiamo vivendo insomma in questo pomeriggio, e poi partiranno tutte queste azioni che ho già descritto di supporto, e che adesso sinceramente da così lontano non riesco neanche a leggere, quindi ve le andrete a vedere nelle slide. Le tempistiche, l'abbiamo detto prima, il progetto si dovrebbe chiudere a giugno 2022, ci sarà uno slittamento. Quello che è certo è che dall'anno prossimo, nei primi mesi, partiremo con la formazione, quindi con il supporto a territorio specifica da parte di ARPAV. Vi ringrazio. Bene, grazie. Ringrazio davvero ARPAV per averci raccontato fino a qui dove è arrivato il progetto, e ci auguriamo di stare in contatto per poter capire a che risultati porterà e dare una mano al coinvolgimento, penso, degli amministratori, che è un tema su cui tutti dobbiamo provare a spenderci, l'abbiamo detto questa mattina più volte. Abbiamo provato a accelerare, quindi siamo anche adesso benissimo nei tempi, e passerei, intanto Stefania rimani qui con noi, passerei alla parte di discussione poi rispetto a quello che abbiamo visto, a quello che oggi c'è in campo, si può stimolare a mettere in campo. Quindi invito a sedersi qui con noi Piero De Candia, che è il direttore di Legambiente Veneto, Paolo Contò, che è il direttore del Consorzio di Bacino Priula, e Massimo Buiatti, che è il direttore dei servizi ambientali di Acea Gas APS AMGA. Purtroppo, causa urgenze, purtroppo anche, ricordo che siamo ancora in una situazione pandemica e quindi ci sono anche delle difficoltà rispetto a questi temi. Gli altri ospiti, Maurizio Barbati e Davide Luci Cesare e Giacomo De Luca, per un motivo o per l'altro hanno dovuto lasciarci in anticipo, si scusano, e ci auguriamo che poi stiamo andando online, abbiano modo di assistere e poi magari di rivederci e continuare a discuterne, perché crediamo che un po' il sale della discussione sia anche l'elemento fondamentale per far percepire la credibilità dei percorsi, per metterli a confronto e per capire le cose buone che in ogni percorso che si è messo in campo esistono e come metterle eventualmente a sistema tra loro invece che in antagonismo. Io partirei intanto da Paolo Contò, perché facciamo fare un commento a Piero, così, a Piero De Candia, direttore di Legambiente Veneto, un primo commento. Sì, scusami, no, più che altro siamo, dunque, l'idea spiace anche l'assenza degli altri relatori, che purtroppo veramente è stata una serie di coincidenze che ha creato questo, però penso che questa sia una tavola in qualche modo non banale, nel senso è il luogo dove dobbiamo riuscire a porre veramente la flessione su quelle che sono le politiche che noi possiamo attuare attraverso la tariffazione ed il modo di raccolta, a cui aggiungiamo anche il metodo di comunicazione con i cittadini, che riesca in qualche modo ad aiutarci nel massimizzare la differenziata e nel massimizzare quello cui
c'era l'ombra stamattina, cioè la qualità del rifiuto che raccogliamo, perché siamo bravissimi e questo ce lo siamo detti, possiamo essere migliori, però dobbiamo riuscire, cioè siamo migliori nel momento in cui riusciamo ad affrontare anche lo scarto nelle nostre azioni di raccolta. Paolo Contò qualche anno fa cioè in una battuta disse: dopo arriverà anche quello del formaggio che si renderà conto che dovrà fare la carta del formaggio in maniera patibile. Quindi vorremmo in qualche modo in questa discussione proprio capire il sistema migliore, che in alcune zone può essere uno, in altre zone secondo può essere, possono anche essere versi, anche se sembra, almeno dai dati di ARPA, che dove viene applicata la tariffazione concettuale affiancata al porta a porta spinto si abbia in qualche modo la miglior performance. Ecco, era questo che volevo sottolineare. Scusa Gigi. No, hai fatto benissimo Piero, intanto perché poi anche le esperienze di cui accennavi spesso anche a Ecoforum abbiamo parlato, poi di quell'esperienza famosa 2 anni fa ne portammo addirittura 2 di esempi che hanno matrice in Veneto, uno di un imprenditore che ha ideato un modello poi esportato e sviluppato al di fuori dall'Europa, e un altro invece che proprio produce, fa e converte la produzione, come abbiamo capito oggi fare questa mattina anche ad esempio a chi oggi produce, leader nella produzione di bioplastiche, che ha convertito, quindi anche il tema di cogliere l'occasione per convertire tante di queste attività, e gli stimoli possono arrivare proprio da chi le cose le fa bene. Paolo Contò, il consorzio sicuramente forse non ha bisogno di fare ulteriore formazione, perché dal punto di vista della capacità, della competenza che ha espresso fin qui, ha guidato il resto del territorio, a partire da quella competizione positiva che si raccontava oggi con i vicini di casa, a quella invece educativa anche nei confronti del resto del territorio, e oggi è, e l'abbiamo detto a più riprese, uno degli esempi da cui trarre stimolo e linfa, e quindi il consorzio in qualche modo su questi aspetti è già un passo avanti, ma può continuare a crescere, a diffondere, a dare una mano in questi settori. Sì, il mio contributo è frutto di una riflessione ogni tanto amara. Noi abbiamo un'esperienza che quest'anno compie, cioè finisce 20 anni di tariffa puntuale. Credo che solo Somma Campagna è partito prima con quell'esperienza, ancora col decreto 507. Noi siamo partiti col decreto Ronchi subito e ci abbiamo creduto che la direzione fosse questa. Ora ci si guarda indietro e si vede che l'Italia ha 900 comuni in tariffazione puntuale. Piccolo dettaglio di lessicale per dire che non è proprio la tariffa puntuale corrispettivo, ma anche qualcos'altro di tributo. Comunque questo misto ha 900 comuni, sono 8.000, l'ultimo dato di IFEL, ed è un'amarezza non solo, ma di quelli che sono rimasti in tassa, c'è addirittura la vecchia tassa relitta in qualche, non la Tari del 2013, addirittura qualcuno è rimasto prima, e ci si chiede, avendoci creduto, cos'è che blocca tutti quanti a rimanere per 7.000 comuni in tassa e solo 900 in tariffazione, e che cos'è perché quelli della tariffazione, nel senso ancora di tributo, quindi utilizzano il tributo, la tassa, modificandola, li tiene ancora ancorati, piuttosto che passare una tariffa corrispettivo, tale per cui si possa uscire da una tassa e si possa fare una tariffa d'ambito, un bacino tariffario, direbbe Barrera.
E che cosa tiene unito questo sottogruppo di tariffa puntuale corrispettivo che ancora nelle loro parti fisse scimmiottano la Tari? No, perché i metri quadri per abitanti, no? E poi i fissi magari i minimi alti, tutto questo simulare la tassa, simulare quello che c'era prima, appena prima, cioè quella difficoltà di staccarsi per creare un modello che finalmente voglia fare le cose che il progetto che Rethink Waste vuole mettere in evidenza. Io penso che si abbia la paura di cambiare ed è più tranquillo stare nella tassa, bella tranquilla, protetta, perché il terreno della tariffa puntuale è quella che pensiamo noi del futuro, dopo 20 anni, è un terreno rischioso, perché tutti gli altri stanno bene nell'angoletto di comfort, mentre c'è qualcuno che prova ad andare avanti per staccarsi, per dimostrare alla Cassazione una volta, 2 volte che è qualcosa di diverso, no? Per non sentirsi attaccati, ma a fin dei conti forse è illegittima. Abbiamo avuto ricorsi sull'IVA perché non è un tributo. Noi abbiamo dovuto usare il coraggio di andare avanti. Che cos'è che ci tiene? Ecco, noi abbiamo la paura del cambiamento, abbiamo le nostre attaccamenti quando dovremmo cambiare. Non dovremmo neanche accontentarci della tariffa puntuale fatta di fisso variabile. Questo è il simulacro della vecchia tassa, perché la tassa del 507 1993, contare gli anni 28, giusto? Era fatta di fisso variabile, con la quota fissa com'era? In base ai coefficienti metri quadrati di abitanti. Certo, ci mettiamo pure i chili sulla quota variabile, ma il capannone di 10.000 metri quadrati pagherà 10.000 euro e 50 euro di quota variabile, e dovremo spiegargli che quella è la tariffa puntuale. Quindi anche all'interno di questo non siamo capaci di uscire dal dualismo, che secondo me non esiste neanche nei costi, perché sono almeno di 4 tipi: pulire l'ambiente, investire per fare il servizio, fare la raccolta e trattare e smaltire. Almeno 4. Ma se parli di tariffa quadrinomio è una bestemmia, la fa solo chi ha il coraggio di rischiare, perché noi abbiamo bisogno di stare tranquilli nel nostro angolino. Io ho preparato un'immagine per dire perché non cambia. Non so se la riescono a montarla così in diretta, ed è quella: noi abbiamo bisogno della nostra copertina di Linus perché ci dà tanta sicurezza e non vogliamo cambiare. Io dico, per esempio, che senso ha dividere domestiche da non domestiche? Scusate, io faccio una tariffa puntuale e senza sapere quanti rifiuti produce l'uno o l'altro divido, no? Tale che un'utenza domestica che mette fuori il bidone uguale a quello dell'utenza non domestica, l'una pagherà diversamente dall'altro, perché sopra ho fatto la divisione prima. Perché devo dividerlo prima? Ma se io non lo faccio, perdo la copertina di Linus. Quindi secondo me il modello deve staccarsi dalla tassa in tutto, abbandonare il più possibile la superficie, abbandonare la binomia, abbandonare la suddivisione domestica e non domestica, per ripensarla in un altro modo. Solo se lo facciamo in tanti non abbiamo la paura di perdere la copertina. Quindi un po' più coraggio nel Veneto, che noi, se non lo facciamo noi, non li fa altri. Grazie Paolo. Sembra, così mi viene una battuta, mentre il mondo delle aziende, delle imprese, del lavoro deve convertire per restare sul mercato, forse invece gli amministratori devono iniziare a abbandonare i modelli che non funzionano, perché ce ne sono già di altri di pronti che si possono mettere in campo, avendo il coraggio giustamente di non fare, come dire, no? Solo i temerari che vogliono provare da soli, ma farlo direttamente. Massimo Buiatti, abbiamo visto anche prima oggi i passi in avanti di 2 territori gestiti da Cegas APS e AMGA, che sono la città di Padova, che introducendo un sistema di raccolta puntuale e anche di accompagnamento rispetto all'informazione al cittadino ha fatto fare quel salto
alla città di Padova, che ci auguriamo sia un segnale, diciamo, di continuo miglioramento più rapido e veloce, e la città di Abano che, pur essendo una grande città, diciamo, a presenza turistica importante, sta negli ultimi anni, anche lo scorso anno l'abbiamo segnalato e premiato per questo, sta dimostrando, diciamo, che con sistemi e modelli che si avvicinano sempre di più alla puntualità riesce a portare, diciamo, delle importantissime performance e segnali di miglioramento per il futuro. Ma Paolo Contò ha fatto un intervento, diciamo, molto che da un lato ci dà la visione, l'opportunità per il futuro, però dall'altro lascia anche un po' di amarezza rispetto a la coperta di Linus, in qualche modo il feticcio, comunque la sicurezza di cui ci dobbiamo contornare per non rischiare. Sarà così, oppure possiamo auspicare diciamo, un cambiamento e un lasciare la coperta per guardare, diciamo, rivolgersi totalmente al futuro? Eccoci qua, grazie intanto, buongiorno a tutti. Devo dire che questo salto, se vogliamo farlo, è chiaro che un salto bisogna fare insieme, no? Quindi volevo dire che da parte nostra come azienda lei ha detto due cose, sicuramente abbiamo numeri importanti su Abano che si confermano, Padova che ha fatto un bel salto, abbiamo naturalmente su Padova e su Abano abbiamo da una parte un porta a porta che in quest'ultimo anno è stato spinto molto, e un porta a porta che su Padova adesso arriva al 70% circa, quindi abbiamo circa un 70%, un 30% la raccolta stradale. Abano invece, scusate, faccio un segno di togliermi la mascherina, quantomeno quando parlo, invece Abano è un caso un po' particolare, abbiamo una raccolta stradale, quindi abbiamo un 75% della raccolta differenziata, e questo viene fatto con una raccolta stradale in cui sostanzialmente i cittadini di Abano hanno una loro tessera in cui fanno un conferimento della parte secca. Ecco, da parte nostra devo dire che se vogliamo passare a quello che è un approccio PIDE possiamo dire che siamo pronti, perché sostanzialmente dietro a queste raccolte, a queste attività che andiamo a fare in campo, noi abbiamo fatto un grande sforzo in questi ultimi anni con le attività di digitalizzazione. Oggi abbiamo avuto un commento della Presidente Rotta, che abbiamo visto che ci sono spinte forti su questi ambiti e dei contributi forti che poi anche entrano. È chiaro che questo è dato, quindi sostanzialmente un dato, lo dico in inglese, un dato di metering in cui io vado a leggere un conferimento o uno svuotamento che viene fatto in campo e ho il dato pronto dentro ai database miei. Qua faccio solo un piccolo appunto perché questo è un tema sicuramente forte, oltre a quelli che sono i dati base, i dati di metering, sostanzialmente da noi dentro a tutte quelle che sono le nostre attività, naturalmente andiamo a fare una raccolta dati importante, naturalmente tutti quanti i giorni, i nostri mezzi che si muovono in campo, i metri fatti, i metri spazzati, tutte queste cose. Quindi oltre a quelli che sono i dati base che servono poi per dare seguito a quello che è un approccio che viene chiamato, mi piace molto, un approccio PIDE, abbiamo anche una base dati che è molto importante, e questo è sicuramente una cosa importante, perché anche in quello che è il nostro settore, che diciamo dal punto di vista della tecnologia diciamo che in questi anni ha fatto dei passi avanti, in quest'ultimo anno, un anno e mezzo, dentro dentro alla nostra azienda abbiamo messo dentro nuove figure, quei data scientist che si sentono tanto su altri ambiti, che studiano i dati delle attività in campo che vengono fatte, vanno a leggere i dati, guardano in quale modo i dati si incrociano con dati anche che stanno in altri sistemi, come ad esempio dei dati meteo, e tutto questo poi serve per andare ad efficientare le attività in campo. Ecco, quindi con questo intervento con questa parte volevo dire che dal punto di vista della piattaforma, che secondo noi è un abilitatore, diciamo che siamo pronti per dare seguito con quello che è un approccio anche spinto a quello che è un sistema PIDE. Grazie.
Stefania, ti faccio un'altra domanda e proviamo a fare una chiusura. Sistemi tecnologici sono sicuramente un pezzo fondamentale per l'evoluzione sia dei modelli sia poi anche dell'informazione, quindi del raggiungimento del cittadino. Cos'altro possono mettere in campo gli amministratori, quei 50-60 comuni che volete raggiungere e convincere a cambiare modello? Cos'altro oltre al modello tecnologico conosciuto oggi serve, immagino, anche qualcos'altro? Quali sono i consigli e gli stimoli per gli amministratori per interessarsi a questo cambiamento? Vai, sì. Okay. Allora, è molto veloce da capire. Quando noi parliamo del principio pay as you throw, tutti siamo d'accordo che il principio comunitario di chi inquina paga debba essere applicato in maniera diretta nei territori. Poi quando uno parla di tariffa puntuale sembra un po' un salto nel vuoto di qualche amministratore visionario, no? Che si butta così perché ha in testa questo modello. In realtà, come osservatorio rifiuti, noi osserviamo i dati, abbiamo un riscontro diretto che i sistemi domiciliari e i sistemi di tariffazione puntuale abbiano delle evidenze statistiche e scientifiche, delle opportunità che forniscono al territorio, per cui verranno messe a disposizione anche delle slide che avevo preparato, dove si vede appunto che le modalità gestionali sono uno dei tasselli fondamentali di quello che noi definiamo il modello Veneto, e come modalità gestionali noi consideriamo, se andiamo alla slide successiva, la modalità proprio gestionale applicata pratica affiancata dalla formazione e dalla sensibilizzazione dei cittadini. La modalità gestionale fondamentale è l'applicazione di sistemi domiciliari e giro io, girate voi. Scusami. Applicata al prelievo puntuale. Entrambe queste azioni hanno un meccanismo fondamentale che è quello che fa la leva verso la riduzione del rifiuto e i vantaggi, che è la responsabilizzazione dell'utente di cui si parlava anche questa mattina. I risultati sono evidenti perché il sistema domiciliare in Veneto è la stragrande maggioranza, però nel grafico sotto appunto si vede che la maggior parte dei comuni con le migliori performance di raccolta differenziata si collocano appunto in quelli che hanno adottato sistemi di raccolta spinti, per cui porta a porta spinto. C'è una nuova sfida che nella nostra regione sta venendo avanti, che sono i sistemi a conferimento controllato, per cui le famose calotte, che possono essere uno strumento vincente, perché come ha detto Paolo stamattina, la chiave è la responsabilizzazione nell'utente, non tanto il cassonetto al singolo e non il cassonetto stradale. Però è chiaro che la differenza tra queste due immagini la fa la formazione che è stata fatta alla cittadinanza, per cui possono diventare delle calamite per dei conferimenti errati, come invece possono essere dei validi strumenti che comunque nel territorio stanno prendendo piede anche in Veneto. Dal nostro punto di vista, un'attenzione fondamentale in questi nuovi sistemi è che siano veramente affiancati da una corretta informazione alla cittadinanza e che chiaramente sia fatta una verifica puntuale della qualità dei rifiuti, perché dai primi dati di qualche anno fa emergeva che ci fosse un decadimento della qualità delle raccolte differenziate laddove queste calotte fossero limitate chiaramente al secco e all'umido, e quindi il conferimento del materiale difforme veniva convogliato nelle altre frazioni, per cui questa per noi osservatorio è sicuramente una nuova sfida da valutare, e nel piano rifiuti abbiamo insistito perché sia posta qualità alle raccolte differenziate, appunto per valutare il peso delle nuove modalità gestionali, e ogni gestore annualmente dovrà inviare all'osservatorio i dati merceologici delle raccolte in modo da permetterci questo monitoraggio. Sulla tariffazione c'è poco da dire, mezzi comuni del Veneto hanno il domiciliare e gli effetti sono nella produzione del residuo. I primi 2 istogrammi sono con la Tari parametrica, gli altri 2 sono con Tari puntuale o tributo puntuale, al di là della modalità tariffa corrispettivo o tributo, però si vede che gli effetti sulla riduzione del rifiuto totale pro capite e del rifiuto residuo sono evidenti rispetto alle Tari parametriche.
Stessa cosa per la percentuale di raccolta differenziata, vediamo che è nettamente maggiore laddove vi siano adozioni dei sistemi puntuali, e gli effetti si vedono anche nella riduzione dei costi, sia sui costi totali sia sui costi di gestione del rifiuto indifferenziato. Quindi come osservatorio diciamo gli effetti della tariffazione puntuale sono evidenti e riscontrabili. Siamo sul pezzo anche per valutare quali altre modalità gestionali possano garantire la stessa qualità. Alla fine è solo uno stimolo, una SWOT rispetto a quelli che sono i punti di forza, di debolezza, le minacce e le opportunità della tariffa puntuale, ma insomma la mettiamo a disposizione per un ragionamento dei singoli. Bene, grazie. Piero De Candia, un altro passaggio se c'è da sottolineare qualcosa. Sì, più che altro io farei una considerazione che poi magari vorrei anche sentire un po' la risposta degli altri interlocutori del tavolo. Abbiamo visto che tutto sommato chi investe in tecnologia, in informazione ed in sensibilizzazione è pronto all'applicazione della tariffazione attuale, a prescindere da quale sia il sistema di raccolta. Come sottolineava ARPA prima, però quello che va garantito è il tasso di riciclo effettivo. Cioè nel senso, se da un certo punto di vista il porta a porta ci porta a una responsabilizzazione molto forte della persona, dell'utenza, e magari lì riesco a controllare perfettamente il tipo di conferimento, a fare un'informazione che magari è più attuale. Mi chiedo, con gli altri metodi di raccolta, quanto devo lavorare, come devo lavorare per arrivare poi ad una qualità della differenziata molto alta, perché quello che si propone dopo è che si ripropone può essere il rischio di avere le frazioni di differenziata con una qualità molto bassa. Dall'altra parte, per fare l'avvocato del diavolo, oggi abbiamo premiato Wally, abbiamo visto Wally. Quanta strada deve fare ancora la raccolta porta a porta per ridurre quel problema che può esserci di affaticamento del lavoratore? Nel senso, abbiamo visto che siamo all'inizio di un percorso oggi, però forse ci si deve porre anche quel problema. La scusa Gigi, ho fatto le domande al posto tuo, perdonami. Hai fatto bene, è il motivo anche per cui siete qui insieme. Faccio rispondere Paolo, al quale però aggiungo una battuta. Prima ti chiedo, perché abbiamo visto che sono modelli, che non dipende però solo dal modello, chiaramente dipende anche dalla capacità di coinvolgimento del cittadino. Allora, questa mattina leggevo commento di un sindaco, non me ne voglia il sindaco, non è per prenderlo a riferimento, che dice anche quest'anno siamo comune di cicloni, non fa quasi più notizia. Ma deve fare notizia? Sicuramente sì, deve fare notizia, ma poi cos'altro deve fare? E lo chiedo a te perché, se parliamo di non far più notizia, dovremmo dimenticarci della provincia di Treviso rispetto al tema dei rifiuti. Invece siamo qui sempre a ragionare e a dire che queste sono le esperienze, a partire da quelle due province, che vogliamo raccontare. Come la vedi da questo punto di vista? Deve far notizia? Fare il proprio dovere oggi è diventata una notizia. Fare il bravo genitore, ma che bravo che è, no, devono essere bravi i genitori, è il mestiere più importante del mondo. Però siamo immersi in questa società che la notizia è fare la normalità e
e va bene, sosteniamola secondo me. Quindi l'informazione certo, però adesso lo uso con tono di bianco e nero, è una battaglia persa quella dell'informazione, perché l'ho detta che era in bianco, cioè il problema dei modelli di gestione e dei risultati connessi è qualcosa di molto più profondo dell'informazione, perché non c'è solo anzi c'è poco una componente razionale, cognitiva, rispetto di approccio a un contesto, rispetto dei comportamenti sociali, anche per scorciatoie mentali. Il contesto con cui il comportamento sociale di fronte al pranzo a buffet è quello di riempire il vassoio, è più grande il vassoio, più lo riempio indipendentemente dalla fame, non è perché questa persona è maleducata, che magari chissà è un volontariato sociale, una che però è un comportamento automatico che purtroppo abbiamo avuto abitudine ad acquisire per non morire di complessità da quando eravamo nelle caverne ad adesso. Per cui il dibattito dei gestori bravi e dei gestori non bravi perde di significato, perché di fatto noi dovremmo essere bravi a fare un sistema tale per cui i comportamenti si adattano automaticamente. Non è che è bravo il gestore che fa il porta a porta perché fa la raccolta differenziata di più, è che il porta a porta ha dei meccanismi di automatica responsabilizzazione anche prima di fare ogni informazione, prima di fare la tariffa puntuale, prima di vedere la prima bolletta, gli utenti riducono perché pensano di essere controllati, magari sì, magari forse no, ma è il mio contenitore, ma è il mio piatto del buffet, ma mi guardano se io... Ci sono una serie di comportamenti che purtroppo ci costringono in un sistema in cui dobbiamo raccogliere da tutti, quindi è come se io fossi un'impresa i cui fornitori di materie prime, perché sono materie prime, sono migliaia. Che cosa farei come impresa per farmi dare il miglior prodotto, la miglior materia prima per me? Beh, intanto premierei il mio fornitore, lo pagherei di più, giusto, a chi mi dà il miglior prodotto, e darei dei meccanismi che non mi freghi, ecco, automatici, non cognitivi. E quindi secondo me l'informazione, sì, certo che c'è, adesso torno sulle scale di grigio un attimo, certo che si combina, certo, però è molto forte la molla di carattere di comportamento sociale, quindi il nudging, il Kate che fa parte del nudging ci insegnerà delle cose e ci riporterà a questa origine del problema. Anche la motivazione, no? Infatti c'è questa app WhatsApp che verrà messa a disposizione dei comuni dove verrà detto ehi, guarda che tu di tutto il tuo condominio o della tua via hai prodotto più rifiuti di tutti. Allora questo, se ti arriva il messaggino, dici oddio, qua hanno visto che non ho fatto il bravo, e magari ci sarà il cambio, insomma, maggiore attenzione a... Oppure la tua raccolta differenziata. D'altra parte il senso civico, diciamo, non è, si prova a costruire insieme alle persone e non si impone. Dottor Buiatti. Ecco, qui volevo dare un contributo per un altro ambito, sicuramente quella che è una consapevolezza. Noi abbiamo fatto un'esperienza nella nostra azienda che oltre alla gestione dei rifiuti fa anche il tema idrico. Il fatto già di andare a mettere in bolletta quanti sono i metri cubi che io uso giorno porta al fatto che i cittadini, che i nostri clienti hanno un comportamento che è più virtuoso, e quindi effettivamente è vero, no? Quindi il tema del nudging, il tema del kite fatto in tanti modi, può essere fatto in tanti modi, però effettivamente anche piccole cose dal nostro punto di vista su altri ambiti sono cose che possono portare a comportamenti che sono virtuosi, perché anche dire una consapevolezza, ecco, sicuramente è una cosa importante. Su questo titolo qui sicuramente vorremmo fare un qualcosa di simile, lo stiamo facendo, lo stiamo pensando anche sul mondo rifiuti, perché il fatto che ci sia ad esempio una qualche app, un canale WhatsApp
oppure anche una lettera, una carta stessa che spieghi diciamo quello che è il percorso che i vari rifiuti fanno e quanti sono. Abbiamo fatto un report apposta, dà sicuramente un contributo forte, quindi mi ci ritrovo molto in queste note. Bene, Piero, vuoi aggiungere qualcosa in chiusura? Benissimo, allora io ringrazio tutti davvero per i contributi per la giornata. Lasciatemi ringraziare tutti i partecipanti di Ecoforum di questa edizione. Parto però dallo staff organizzativo di Legambiente, che è laggiù in fondo, che per 3 appuntamenti ha dato una mano pratica nell'organizzazione, ma a monte di questi 3 appuntamenti c'è stato un grande lavoro di squadra, perché anche qui la squadra conta, e quindi li ringrazio davvero perché siamo arrivati alla fine, e se siamo arrivati fino a qui il merito è sicuramente anche di chi ci ha dato una mano a organizzare il tutto. Poi ringrazio anche chi ci ha dato una mano a fare la messa in onda online, i ragazzi laggiù, eccoli lì, ciao, grazie, e ringrazio chiaramente tutti i partner di Ecoforum e del rapporto comune di cicloni, perché ci rendono possibile la realizzazione di un volume che ci auguriamo sia stato diffuso oggi, ma che poi invieremo a tutti i comuni del Veneto, chiaramente non solo quelli che fanno bene ma anche quelli che non fanno bene, per dare una mano a rendersi conto del contesto e farli dialogare sempre di più a partire dal vicino di casa, quindi quello che è più prossimo, perché non diventi un additare chi fa bene e chi fa male, ma perché diventi un tendersi la mano per trovare soluzioni tutti insieme. Io vi ringrazio e ci vediamo, ci auguriamo presto con un'altra edizione di Ecoforum il prossimo anno, e sicuramente per ragionare ancora sul piano dei rifiuti del Veneto, sulle opportunità del piano nazionale di ripresa e resilienza, perché partirà e non staremo certo con le mani in mano a guardare, ma cercheremo di dare il nostro contributo. Grazie a tutti, arrivederci. Allora, ci ricordavano che abbiamo c'è un aperitivo per quelli che sono presenti, giù c'è da uva o c'è offerto dal Ejector Think Waste. Qua giù, fuori dalla sotto, scalinata, fuori a destra c'è il bar Uva. A Ceturali c'è un bar che si chiama Uva. Siamo lì. Così. Di buon auspicio.